Allora, dovremmo essere in onda. Buonasera, buona serata dal sagrato della chiesa di Farra di Soligo, dove siamo con la nostra troupe di venetoglobe.com, scusatemi, per trasmettervi e per relazionarvi e per raccontarvi appunto questo falò, che poi sono 40 più o meno, che si accenderanno in simultanea, chi più chi meno, insomma, che vengono con una cerimonia appunto accesi durante questa serata, durante questa giornata. Vedete che la piazza si sta animando, siamo come vi dicevo a Farra di Soligo, c'è purtroppo a farla da padrona, purtroppo diciamo è il tempo che ha condizionato e sta condizionando un po' questo, ecco questa è la nostra sede che abbiamo così preparato e allestito qui in piazza. A fianco a me c'è Giuseppe Carlet, che è il presidente del Galla Altamarca. Presidente, Sì, buona serata. buonasera a tutti e grazie per questa opportunità. Devo dire che partecipare a questo evento è importante perché è condividere la nostra storia, la Sì. nostra cultura e le nostre tradizioni. Gal dell'Alta Marca, per chi non lo conosce, si muove nell'Alta Marca e L'Alta naturalmente Marca sta facendo diverse cose, no? è un ente istituito dalle comunità europee e il nostro in particolare conta ben 22 comuni associati che vanno da Pieve del Grappa fino a Cordignano. Lei ha sottolineato proprio il fatto di tempo bello, non o tempo brutto, insomma, ma ha sottolineato il fatto che le tradizioni, insomma, rimangono, sono importanti per paese, cittadina per cittadina, realtà per realtà, mentre sta tirando un bel vento Sì, attualmente. purtroppo la serata è particolare, però non cancella l'evento che è importantissimo nel nostro territorio. Purtroppo c'è qualche italiano che vorrebbe cancellare Mm. la nostra Vabbè, storia, ecco. però siamo fatti in tante maniere. Noi crediamo nell'opportunità di poter mantenere le nostre tradizioni, lavorare per condividere e per condividere ha portato il nostro territorio a traguardi importanti con benessere. Adesso stiamo lavorando soprattutto per la salute ambientale e la Sì, salute dei cittadini, che non è poco, che no? non è poco. Però la salute ambientale si fa se c'è un'economia forte e per cui il Gallo Altamarca ha contribuito a questo con importanti partecipazioni, contributi dati a chi aveva idee e chi ha voluto realizzare progetti che abbiamo condiviso con tutto il territorio. Voglio ricordare solo un evento che il Gallo Altamarca ha dato il suo contributo, che sta realizzando cose impensabili, le grotte di Caglierone. Beh, sì. 80.000 presenze 2023. E sono sempre state considerate, diciamo, poco, no? Perché finalmente Ma, si è capito che è ma- una gran bella cosa quella che abbiamo. vedete il lavoro di squadra, il lavoro di condivisione, questa parola mi torna sempre stasera Beh, perché condividere è una cosa importante, condividere progetti, condividere idee ha portato a questo. E questo è un risultato importante perché non ci sono solo le grotte del Gaglierò, ma ci sono i laghi di Revine sì. con le loro, ci sono il parco dell'Olivo a Cappella, il parco dei Carbonai a Cordignano, sono tutte dove il GAL ha partecipato con contributi, dove ci sono state idee per realizzare e condividere i progetti. Questo è determinante. Dietro tutto questo però non possiamo dimenticare che ci sono dei volontari che alla sera, finito di lavorare, vanno a lavorare ancora per tutta la Chia- comunità. Chiaro, era quello che avrei detto appunto ritornando a parlare qui al microfono, diciamo, soprattutto ci sono da ringraziare, come diceva il Presidente, appunto anche i volontari di questa sera, perché è da parecchi giorni, parecchie settimane, parecchi mesi che si sta pensando a questa accensione, una tradizione ormai assodata e se non ci sono appunto questi volontari, chi è che va a fare il lavoro, chiamiamolo sporco così, no? Infatti il risultato di questi eventi è il lavoro fatto, un lavoro dietro le spalle che non si vede e che però ci E sono. che però c'è, e che C'è, però c'è. È importante, è è importantissimo. importante. È una tradizione questa, no? Del pane vin, insomma, Sì, quindi una tradizione che vogliamo continuare ad avere. è una tradizione, io me la ricordo da bambino, non sono Appunto. più giovane, me la ricordo da bambino ed è una tradizione che ci lega moltissimo perché noi siamo cresciuti con questa tradizione
che non vogliamo cambiare. Mm. È giusto anche, Non no? vogliamo cambiare. Sì, è giusto. Ecco. È giusto così, è giusto continuare perché le tradizioni, come ci hanno insegnato, insomma, sono delle cose belle. Si sta animando ulteriormente la piazza. Io la libero, Presidente, perché so che magari dovrà relazionarsi con qualcuno, salutare qualcuno, essere presente, insomma, buon lavoro e naturalmente buone iniziative, buone solidarietà, come diceva appunto per i lavori del GAL prossimi Grazie, del grazie e 2024. viva questo evento, grazie. Evviva, grazie. Ringraziamo il presidente Giuseppe Carlet del GAL Altamarca, che è stato il nostro primo ospite questa sera in questa nostra prima diretta, diciamo così, dal sagrato della chiesa di Farra di Soligo. Siamo a Farra di Soligo, sta aumentando anche la gente nonostante il brutto tempo e vi possiamo dire che fa anche piuttosto freddino, però i volontari che abbiamo citato in precedenza hanno compilato e hanno completato tutto quello che dovevano fare per quanto riguarda il lavoro. Noi siamo bardati, come vedete, un po' da neve, ma insomma ci sta tutto. Vi raccontiamo che ci sono 40 falò più o meno, insomma, che si accenderanno in simultanea. Qualche associazione ha già dato il via ai falò con qualche protesta di qualcuno perché si è spostato da una data che dovrebbe essere fissa e il tempo naturalmente molte volte rovina questa inaugurazione, però insomma molti hanno scelto di spostarla al 13 e qui sono scoppiate alcune polemiche sul fatto che insomma il 13 sarebbe un pochino troppo tardi per festeggiare il Panevin. Sì, tra l'altro mi dicono appunto dalla regia che adesso dovremo anche avere la nostra troupe che seguirà i tedofori perché eccole qua, siamo collegati in diretta appunto con la chiesetta che si trova sopra Farra di Soligo. Guardate che splendore, che bella questa immagine, con la possibilità tra poco di seguire proprio in diretta la discesa di questi tedofori, chiamiamoli così, di questi amici che raccolgono il fuoco, prendono il fuoco e poi andranno via via ad accendere i vari falò della marca trevigiana, dell'Alta Marca in questo caso. Vi dicevo che ne parlavo prima anche col presidente del GAL che se ben ricordo mi pare che un'altra edizione di questa accensione dei falò fu bruscamente o interrotta o disturbata dalle condizioni meteorologiche, insomma diciamo che è andata bene per diversi anni, possiamo anche dire che qualche goccia di pioggia, in questo caso adesso si è un po' frenato il tempo, il maltempo in questo caso e vediamo se sarà la possibilità di avere qualcun altro ai nostri microfoni per pilotarvi e portarvi con voi poi in mezzo alla piazza con il collega Stefani che racconterà per coloro che sono arrivati ugualmente qui a Farra di Soligo, tempo permettendo e brutto tempo permettendo in questo caso, che sono arrivati qui e che stanno per gioire e per vedere quello che tra poco noi mostreremo appunto attraverso la troupe di Veneto Globe che è salita, eccoli là, guardate nel riquadro che ci fa vedere la nostra regia di Fortunato Mattiazzo. Ringrazio anche i colleghi che sono alle telecamere, poi li citeremo magari in fine di trasmissione. Comunque in bocca al lupo per il lavoro, che è un lavoro che in serata qui saranno sottoposti a folate di vento e per il momento non a pioggia, almeno questo consoliamoci. Ecco ancora questa splendida immagine della chiesetta proprio sopra la cittadina di Farra di Soligo, da dove verranno accesi i fuochi, per così dire, che le staffette porteranno poi qui in piazza, sul sagrato della piazza della chiesa di Farra di Soligo, dove ci sarà
una manifestazione dove ci sarà una cerimonia con la presenza, tra l'altro anche si dice, del vescovo, quindi vedremo se il vescovo arriverà e se ci sarà questa fase per dare il via proprio all'accensione. Quindi alle 18 benedizione del fuoco, e da qui, come vi dicevo, le staffette che porteranno il fuoco ai vari panevin che saranno accesi in simultanea alle 20 al suono prolungato delle campane che scandiranno l'Ave Maria. Ecco, quindi i panevin del quartier del Piave e della Vallata, organizzati dalla Proloco, dagli alpini e dalle associazioni del territorio. Il tutto, questa manifestazione, è coordinata naturalmente dal comitato, o meglio dal consorzio delle Proloco del quartier del Piave, una iniziativa, vi dicevo, che è stata lanciata nel lontano 1992, pensate, mentre a Cappella Maggiore ieri, per esempio, il panevin è stato acceso perché non se la sono sentita di aspettare, non hanno voluto rischiare. Gli organizzatori, temendo la pioggia, che poi è arrivata, perché effettivamente è arrivata, guardate ancora questa splendida immagine che arriva dall'altura sopra Farra di Soligo, da dove noi con la nostra troupe seguiremo appunto lo spostarsi delle fiaccole che scenderanno e arriveranno poi qui sul sagrato della chiesa. Ci sono naturalmente tanti falò, vi dicevo, no? Quindi siamo un pochino in ritardo, però insomma per le 17 venga, questa è la sua cuffia. Non so rispondere. Molto bene, come non sa rispondere? Sì che sa rispondere. Buonasera intanto. Buonasera. Come va? Non c'è male, grazie. Come mai qua non sta già dando fuoco al suo paese? Noi eravamo già pronti, per dire la verità. Con questo tempo ci toccherà un po' fare delle variazioni Stiamo parlando di Rua, San, no? Di San Pietro di Feletto, sì. Rua, sì, che ormai è conosciutissimo. Abbiamo dovuto per forza, tagliare qualcosa. Se il tempo lo permette, comunque abbiamo deciso di accenderlo. Quindi per rispettare la tradizione. Ne parlavo poco fa, Sì. innanzitutto, perché molti hanno contestato il fatto che o si cancellano o non si fanno, perché farli magari in un'altra data non è più tradizione, giusto? Non è tradizione. Noi avevamo pensato in un primo momento di fare uno spostamento sul 17 di gennaio, giorno di Sant'Antonio, che anche lì sarebbe stato un fatto tradizionale. Ci sarebbe stata questa... Però pensando a tutto quello che poi dobbiamo fare per ripristinare gli spazi, abbiamo pensato che se proprio non diluvia, di accenderlo comunque. Di accenderlo comunque. Sì. Quindi la fiaccola, seguite la fiaccola qui? Tra le cose che abbiamo eliminato è stato il discorso appunto dei tedofori, perché partendo da qui, arrivando a San Pietro, con il tempo che sappiamo... Non si sapeva. Sì, e poi con l'idea che noi abbiamo tre località da accendere, sì. E sarebbe stato tutto molto più complicato, soprattutto per i ragazzi, insomma, per non metterli a rischio. Ma è chiaro. Ricordiamo che per quanto riguarda il vostro panevin, che è quello di Rua, la caratteristica principale è questa befana che viene bruciata dall'alto, no? Che scende, quella che è stata ufficialmente tolto, no? abbiamo detto basta, oggi non la facciamo, no. Invece adesso che stanno venendo via i irriducibili la stanno mettendo su. Sì. Gli irriducibili? Gli irriducibili le stanno mettendo su, per cui se il tempo ci permetterà, almeno verrà bruciata, se andrà su e giù non lo so, ma bruciata sì. Quindi diciamo a chi ci sta ascoltando in questo momento, Rua è pronta, insomma. È pronta, speriamo che non diluvi, ma se si mantiene così lo accendiamo. Poi mi diceva il Presidente che ci sono anche dei nuovi panini? Sì, avevamo preparato, è tutto pronto in ogni caso, però per chi arriverà qualcosa troverà. Qualcosa trova. Sì. Ringraziamo. Grazie. Licinia, grazie. Arrivederci, salve. Allora, abbiamo parlato con la Proloco, una delle tante Proloco che ci sono qui sul sagrato appunto della chiesa, e abbiamo parlato appunto con la Proloco di San Pietro di Feletto. Come avete sentito, Rua è pronta per attendere, tempo permettendo, e accendere il panevin ugualmente
ugualmente a Rua di Feletto, anche come avete sentito degli irriducibili che stanno pensando di non cancellare la discesa della Befana e di bruciare la Befana ugualmente, anche se il tempo. Vedo anche Tommaso Razzolini, ho visto Tommaso Razzolini in giro, vediamo se riescono a portarmelo, perché sono riuscito ad intravederlo nel buio della piazza, perché sta prendendo la bellezza del buio con i fari che stanno illuminando il coro che tra poco inizierà a cantare. Ci sarà il collega Nicola Stefani che, per chi non lo conosce, è lo speaker ufficiale, insomma, degli alpini. Se volete sapere qualsiasi cosa, e qui gli alpini non mancano perché li vedo arrivare con le loro penne già da adesso, quindi se volete sapere qualcosa, insomma, sugli alpini o su come si svolgono queste manifestazioni, rivolgetevi a Nicola Stefani, che tra poco sarà qui, appunto, sul piazzale. Oh, Franceschetta, venga. Lei pensava in incognita con tanto di cappello. Qui deve levarsi il cappello per mettere su questo? Sì, le cuffie, e dopo può metterlo su, può coprirsi dopo. Oh, là, pensava che non la vedessimo? L'hanno colta subito. Sono in cosa? Come va Sono intanto? agli arresti domiciliari, allora ti capisci che lo posso muovere. Sì, se siamo agli arresti domiciliari, però insomma qualcosa possiamo dire. Intanto buonasera e ben trovato. Grazie. Come va? Ma sa che sto cappello bisogna che lo attenda un attimo? Sta per raffreddore dopo che metti in conto a cosa. Allora, come sta andando? Tempo a parte. No, lei che diciamo, questa qua lei è una prova già collaudata da 30 anni. C'era già stata, tra l'altro, sì, vero? le è successa nelle varie volte. Allora, però purtroppo, ma questo succede, la gente cambia e si ritrova a dover affrontare una situazione come questa, non sa cosa fare. Rinvio, sposta. Rinviare non è semplice, perché è una problemata tecnica. Se uno non ha la possibilità di coprire la catasta di legne, se lo rinvia di un giorno, vuole che lo impizzi a agosto per bruciare. Sì, è vero. E poi c'è stato subito qualcuno che ha detto, non ci sono, se non si accende il giorno stesso non è più tradizione, non è più bello, non è più tutte ste storie. No, come la pensa lei? È il nostro grande sacrificio lei aver organizzato questa diciamo cerimonia di benedizione, e questa qua dobbiamo farla, Chiaro. che è la parte più importante. Sì. O pioggia o non pioggia, bisogna farla, insomma. Poi una scenografia così, sì, stiamo vedendo dal monitor qui, unica, no? È unica, è bella, la piazza adesso si sta animando, stanno arrivando un po' le no, Proloco, sta arrivando un po' arriveranno Questa tutti. è l'immagine che vede qui, è dalla chiesetta sopra, quindi direi che è un bellissimo colpo d'occhio per chi è a casa, insomma la può godere attraverso lo streaming. Bravi. Eccola qui, questo è il bellissimo colpo d'occhio, e tra poco si accenderanno le fiaccole e si scenderà. Lei non corre quest'anno? Non scende? No. Ha preferito rimanere. Sono in aspettativa. Va bene, Franceschetti, io la ringrazio. So che lei voleva venire a tutti i costi, l'ho vista. E Grazie. quindi grazie e buona serata. Bocca al lupo. Grazie. Bene, ringraziamo l'amico Franceschetti che è stato qui con noi, che può rimettersi il cappello adesso, quindi non vorremmo mai che prendesse qualche cosa. Allora, eccoci qua, vi dicevo, piazza che si sta animando, colori bellissimi, quindi la possibilità di vedere tanti. Allora, mi dicono che dalla regia io posso finire il mio lavoro, e allora lo finiamo e vi diamo appuntamento magari a fine serata per salutarvi e per ringraziarvi di essere stati con noi dal sagrato della chiesa di Farra di Soligo. Dovrebbe essere arrivato l'amico Nicola Stefani, a cui cedo la linea perché si può cominciare con la manifestazione, con l'iniziativa in piazza, aspettando le fiaccole. A te, alla regia.
Buonasera a tutti, benvenuti a Fara di Soligo. Per chi vuole assistere allo spettacolo, prego avvicinarsi e buon ascolto a tutti. Ancora il sole, la fiamma di un sorriso, ricama ancora il sole, la fiamma di un sorriso, ricama del sole, la fiamma di un sorriso col profumo delle viole, la fiamma di un sorriso col profumo delle viole. Ricama ancora il sole, la fiamma di un sorriso col profumo ancora il sole, la fiamma di un sorriso col profumo del sole, la fiamma di un sorriso col profumo delle viole, la fiamma di un sorriso col profumo delle viole. Ricama il sole, ricama il sole e ricorda il gesso e ricorda, il vecchio gesso ricorda nei suoi rami, mette a fiabe di sorrisi come anelli nelle mani. E ricama ancora il sole, e ricama ancora il sole. Oh, che bravi, tu sentì? Ah, ben sì, ma misti qua i conosce da tante. Bravi, tosat. I canta del morer delle anime. Quel che le qua a Fara l'incrocio con via dei cavalli con via Pascoli. Morer. Ah, il gelso! Sì, il gelso in italiano. Ho capito. L'ho vista anche a me, i dischi l'appie pide 200 anni. Me lo ricordo perché i soragni hanno una forma come di un cuore, no? E tutti quanti qua a Fara che vuol ben. E gli ha messo ora anche una madonnetta su per dire il rosario a maio e gli neanche le panchine per fermarsi a pregare. Dunque, ho capito che è questo morer il gelso. Ma scusa, e perché lo chiami delle anime? Messa tanche voi altri giovani non conoscete tutte le nostre vecchie tradizioni. No. E ora, i nostri vecchi i coltiviei bacchi da seta, chi mania le foglie del morer. Talora il piovan e il piantea qua là dei morer, perché che servisia a mettere all'asta le sue foglie e coi 4 schei che il cioè su e il a dir le messe in suffraio delle pure anime del purgatorio. Ecco perché sto qua de Fara lo chiama il morer delle anime.
poi preghean. Velus aces lartis, fisser l'optito feli alla massa, ma calliumpia velus acer lartis. Stasi su, che non succede come che altra volta. Ti ricordi tu che disastro che t'ho combinato? Vabbè. E poi guarda che ne den qua, meglio contarghe delle belle storie, ascoltare i canti del coro qua, tante le fiabe da dire su sto paese de fara del Suigo e le soffrazioni del Suigo e de col San Martin. Storie, misteri, leggende come quella della Piera dei Mat. Tocca a ti, dai, ricomponete e concentrate. Sì, ma a parte che è un freddo can, ma posso parlare italiano? Perché sei buona di parlare in dialetto, avevano capito tutti quanti, che oramai non lo sappi nessuno. Scrivea un che conosce de importante. Parlar poret da poreti, ma scet, ma fis, ma toc, con una branca de fien pena segada al faldin. E perché non baste tu? Perché non baste tu? Voleva la tradizione che a Farra di Soligo ci fosse una grossa pietra, appunto la pietra della pazzia, che avrebbe spiegato gli atti insensati compiuti dagli abitanti di questa località, che l'avevano toccata. Quelli di Farra si difendevano asserendo che nel 1918, durante l'invasione austriaca, una cannonata dal Montello avrebbe centrato in pieno la fatidica pietra, che frantumata sarebbe volata lontano. Se anche Farra avesse ancora la Piera dei Mat, come che te Matti, a Col San Martino esisterebbe addirittura una cava di pietre simili. E quello che so è che queste strane pietre le potete vedere nei campanili degli oratori di Santo Stefano, della Madonna dei Broli, di San Lorenzo e anche in altri luoghi. Molti di questi massi furono adoperati nel 1963 per costruire il muretto di sostegno di una vigna presso Villa Carreggiani. Da una di esse l'abate Lucchini trascrisse quel testo: Velus aces lartis, firser l'optito felia la massa. Ti ho spiegato che ste parole le porta sol che rogne qua, che poi non si capisse sia latino o greco o che lingua strana. Epigrafi funerarie o pietre misteriose. Questa leggenda è forse collegabile in qualche modo con l'origine longobarda di Farra. Per i Longobardi il fuoco era importantissimo, era simbolo di purificazione. E quante parole ci ha tramandato questo popolo, come pertegar, dall'usanza pagana delle pertiche nei riti funebri dei Longobardi, o il cognome Armand, da Arimanno, che significa uomo libero. E poi lo stesso toponimo Farra. Toponimo? Ma vabbè che ti ho detto parlare italiano, ma usa parole semplici, dai! Comunque, mi tocca dire che tu hai ragione, perché mi so anche che qui che vive su a fare dal pago, nascesti anche loro sotto i Longobardi, anche quelli chiamati i Mat da Fara, e anche loro la soppiera di Mat, anche loro. Però adesso bisogna che tu parli anche di Attila, flagello di Dio. Pare che anche lui sia passato per qua, anche se non poteva... No, non c'è nessun documento storico sicuro che testimoni il passaggio degli Unni nelle terre del quartier del Piave. E se tu mi assesse parlare un scianta anche a me, era drio dir che non potevano vero essere sicuri, ma è una delle storie più tremende che i menoni che contea a me papà e me papà a me. E mi racconti ancora a me fioi. Vuto che te la conti o vuto che te la diga? La storia racconta che Attila, temuto e misterioso, arrivò in Italia nel 452 dalle remote steppe della Mongolia assieme alle orde selvagge dei suoi Unni. Dopo aver messo a ferro e a fuoco diverse città, giunse qui, a Farra di Soligo. E non tua Itta che non era così stupido come puoi pensare.
Al copè a tutti non restea più niente dove che il passea. Sì, ma con l'arrivà qua a Fara, el vede sto lago che par che non finisse più mai, perché la piave la se fermea qua, La Piave? Mhm. Ah, il fiume Piave intendi? Sì. Allora si racconta che lui pensò di sfidare la natura con un'opera titanica, cambiando definitivamente questa visione. Il lago, no? Mandò i suoi mongoli a portar via terra dal montello, che fu ammassata di fronte ai colli, formando il Col d'Attila e creando uno sbocco sul fiume Piave. E che neanche qualche dunque il dis che là sotto che sia la sua tomba col suo tesoro. Ma mi quel che so e sono sicura le che proprio là tacca il Col de Attila stasera i taccarà il panevin da Fara. Lassù, vicino al cielo, ho visto un giorno una grande valle, un mondo dove tutta la realtà è nel silenzio. Un fiore, un casolare, un fuoco acceso, l'intimità che l'animo fa rimanere muto. Un dì lasciai quel ciel, lasciai quei fior, la grande valle. La vita mi portò assai lontano e nel tempo il cuore pensava a quella pace, l'intimità che l'animo fa rimanere muto. Poter tornare lassù e ritrovare gli amici miei di un'altra età, poter vedere davanti a me lo stesso cielo, gli stessi fiori che amerò per tutta la vita. 18 settembre 1915. Un mondo dove tutta la realtà è nel silenzio. Carissimi paesani di Soligo, Un fiore. quante casolare. volte il nostro pensiero ricorre a voi tutti del caro paesello dove siamo nati, Un fuoco acceso. dove abbiamo lasciato Poter tanti tornare ricordi di lassù. lieti e anche dolorosi, Poter tornare un ma dì pur sempre lassù. dolci, dove abbiamo imparato ad amare e dove i sentimenti più nobili il nostro animo apprese, e specialmente l'amor patrio e la fede in Dio.
Da ben 3 mesi e più ci troviamo al fronte per compiere uno dei più sacrosanti doveri, cioè rendere il nostro tributo alla patria. E noi ci sentiamo onorati di poter essere utili nei momenti supremi e decisivi. Oramai abbiamo preso parte a diverse operazioni di guerra e combattimenti. Abbiamo superato grandi pericoli e duri sacrifici, momenti pericolosi, ma dopo la vittoria, momenti di entusiasmo indescrivibile. Sopportiamo con sacrificio ed abnegazione qualsiasi disagio ed intrepidi affrontiamo il pericolo per la causa giusta, per la rivendicazione dei diritti della patria. A tutti i vostri cari, se dovessimo cadere sul campo dell'onore, sia di lenimento a tanto dolore, il sapere che, se non cadremo da eroi, cadremo pur sempre combattendo per la patria e adempiendo il dovere di soldati italiani, e questo sarà per loro di grande conforto. E voi tutti, paesani di Soligo, accettate dalla cima delle Alpi, dai sottoscritti vostri paesani, soldati e combattenti, un saluto affettuoso. Capitano Geminiano Nardi, soldato Zago Antonio, Nardi Vincenzo, Stella Angelo. Fate coraggio, prega il Signor, pensato male, pensato fior, pensa alle notti che tu ha fatta l'amor, pensa alla vita più che tu puoi. Trema le cime, ziga l'inverno, sciopa le bombe, sena l'inferno. La neve cammi la guerra, scondeva i morti la staberta. Pianti bambini, pianti ogni sera che dopo passerà giorno la terra, pianti del tole ninja sa, che nella guerra te alla sa, che nella guerra te alla sa, che nella guerra te alla sa. Fra 1000 vigne, valli e collinette brillano come perle le nostre chiesette. San Gallo, San Lorenzo, San Vigilio e in un angolino anche San Martino. Di giorno dal sole son baciate e di notte tutte quante illuminate. Le bellissime chiesette hanno l'occhio e la chiave di dominare tutto il quartier del Piave. Padroneggiano ancora in alto presuntuose, fra loro in competizione, come spose. Il passante viene abbagliato, di queste perle si gusta l'occhio meravigliato. In tutte le stagioni mostrano i loro lati, per queste bellezze siamo da tutti invidiati. Le vigne che le circondano producono prestigiosi vini, grazie alle fatiche e all'amore dei nostri contadini. Sì, altro che fiabe, questa è la storia. Vuto che te la conti o vuto che te la dica? A col San Martin, dopo la guerra, per far conoscere i nostri vini anche più distante, che era difficilissimo a quei tempi vendere il vino, l'estate inventata in primavera
la mostra del vin. In tele vecchie ville o in tele fattorie abbandonate l'era tut pare ciacco giudizio, mettendo in mostra anche opere d'arte di artisti della zona. E dopo tu potevi anche mangiare qualcosa, sì, ma non era solo che mangiare e bevere, La gente l'attacca in corderse che andare alla mostra vuol dire stare insieme, condividere. E i vendemmiali? Era una sfilata di carri allegorici particolarissimi, costituiti da migliaia e migliaia di chicchi della dorata uva dei nostri colli. Immaginate quanto lavoro e quanta pazienza. Era il 21 novembre, festa della Madonna della Salute. Dopo la funzione religiosa, gli agricoltori percorrevano in corteo la via principale del paese e poi danze e canti. E fu per la bianca corsia un verde apparir di vigneti pampinei nell'oro del sole d'ottobre, un cadere di grappoli d'uve ben gonfi, ben densi di vivido succo. Dolce sangue, dolce miele per entro i capaci canestri. E canti furono, canti di fresche giovani vendemmiatrici, erti i canestri sul capo, fra l'eterna bellezza del cielo e l'eterna bontà della terra. Di frescura braricetto, di fragole, di gocciole, di fragole, 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 gocciole, di gocciole, di gocciole, di gocciole, di gocciole. All'uso lume di mattina tu animato solico, solico, animato solico. Poveri specchi, povere poveri specchi, povere penombre.
Leggeri ormai sono i sogni, da tutti amato. Con essi io sto nel mio paese, mi sento goloso di zucchero. Al di là della piazza e della salvia rossa si ripara la pioggia, si sciolgono i rumori e il ridevole cordoglio per cui temesti con tanta fantasia questo errore del giorno e il suo nero d'innocuo serpente. Del mio ritorno scintillano i vetri ed i pomi di casa mia. Le colline sono per prime al traguardo madido dei cieli. Tutta l'acqua d'oro è nel secchio, tutta la sabbia nel cortile e fanno rime con le colline. Di porta in porta si grida all'amore nella dolce devastazione e il sole limpido sta chino su un'altra pagina del vento. E si chiude così con la poesia di Zanzotto, la prima parte dello spettacolo. Inviterei, se presente, Nicola Sergio Stefani ad aprire la diretta, quindi per favore date un microfono gelato a Nicola, eccolo. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, bentrovati. Vedete che anche quest'anno con la pioggia, con il vento, con il sole, l'Epifania si celebra ugualmente. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare questa narrazione sul fuoco divino realizzata, ideata e costruita dalle abili capacità di Monica Stella. Adesso ci godiamo la partenza dei tedofori da San Lorenzo, luogo iconico di queste colline, di questo territorio. Paesaggio straordinario, lo sappiamo, ce l'hanno raccontato e ce l'hanno detto, ma ne parlano le poesie, ne parla la letteratura, ne parlano le canzoni, e questa sera, nella suggestione della notte buia dell'Epifania, avremo il fuoco che proprio da quel luogo iconico delle colline patrimonio UNESCO raggiungerà la piazza di Farra di Soligo, raggiungerà via Patrioti e accenderà il braciere che verrà benedetto alle 6 da Sua Eccellenza il Monsignor Vescovo di Vittorio Veneto Corrado Pizziolo. Grazie. Se vuoi scendere e guardare dalla TV la partenza, così la Ok. Lo dico per voi che avete difficoltà a vedere in questo momento ciò che sta accadendo a San Lorenzo, ma lassù ci sono già le insegne delle nostre amate associazioni, l'insegna della Proloco di Farra di Soligo, l'insegna dell'associazione Avis, l'insegna dell'Associazione Nazionale Alpini. I loro vessilli, i loro gonfaloni sono là a testimoniare questa rete di società, questa rete di incontro, di solidarietà, di amicizia, di dialogo, a sottolineare ciò che c'è più chiaro, ovvero questo nostro rapporto intimo e importante con l'universo mondo naturale, con le colline, i nostri vigneti, i nostri giardini coltivati e ricamati come se fossero i merleti di Burano. Stanno per accendere le fiaccole, i tedofori che con qualche minuto, tra qualche minuto partiranno per arrivare qua. Una decina di minuti di percorso, quel percorso che noi facciamo quando raggiungiamo la magnifica arena in cui il coro San Lorenzo, che questa sera ha accompagnato e continua ad accompagnare il momento storico che stiamo vivendo, dove il coro San Lorenzo, dicevo, tiene la propria rassegna canora estiva, il grande concerto dedicato proprio alle cose semplici, a quelle cose umanissime che ci appartengono, i grilli, le lucciole,
l'erba verde del prato, le terrazzate spoglie dalle viti ma circondate dalla bellezza delle viti coltivate, la luce e l'ombra della chiesa di San Lorenzo, delle torri di Credazzo e quel mondo di fatica, di operosità, di religiosità che tanto ci appartiene e al quale tanto facciamo riferimento. Eccoli i tedofori, li abbiamo invitati a partire e invito la regia a segnalare che li aspettiamo con grande piacere, li aspettiamo con ansia qua per vivere poi il rito della benedizione del fuoco. Ecco le fiaccole accese e seguiremo il percorso, vedremo la strada che i tedofori faranno per raggiungere il sagrato della chiesa dedicata a Santo Stefano Protomartire, per raggiungere via Patriotti, il centro, il cuore dell'operosa Farra di Soligo. Oggi siamo ospiti di questa bellissima comunità. Gli anni scorsi siamo stati ospiti di altre belle comunità che amano vivere il rito epifanico dei fuochi. Moriago l'anno scorso, anzi Mosnigo per l'esattezza, sotto la pieve di Mosnigo, con la narrazione ancora di Monica Stella dedicata alla magia e alla bellezza dei nostri Palù Castellic, un luogo particolarmente amato dalla gente del quartier del Piave. Oggi qua a Farra e la chiesetta di San Lorenzo è uno di quei luoghi particolarmente amati nella nostra terra, così come lo è il Col Marcon, come lo è il Col Castello a Vidor, dove proprio il prossimo anno saremo ospiti per vivere la magia dei Lorienti e dell'Epifania. Ed eccoli in viaggio, sono partiti da San Lorenzo, sfiantigole e fuische da questi braccieri collocati sul sagrato della chiesa, mentre si avvicina, ecco, sono arrivati anche i rappresentanti della meravigliosa Proloco di Vidor che riceveranno la scopa in una piccola cerimonia particolarmente suggestiva nella quale si trasferirà il mistero, la fatica e il potere del pane vin da Farra di Soligo a Vidor, che il prossimo anno ospiterà questa nostra cerimonia. Benissimo, sono per strada i nostri fuochi, le nostre torce si sono avviate e quindi in alto i cuori. Vardem per aria e speren che non imbutte zottanta. Mentre loro son per strada riprende lo spettacolo Fuoco Divino realizzato, scritto e condotto da Monica Stella.
racconte, tu che te la dica. Contamela. No se dis che te me la conte, no se dis che te me la conte, che la storia di fior intento la dura molto tempo, la dura molto tempo, la storia del fior intento, la storia del fior intento, mai non la sede, 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 spiega. Tutto che te la conte, che te la dica. Dimmela. Non se dis che te me la dica, non se dis che te me la dica, perché la storia le fiori sento, la dura molto tempo, la dura molto tempo, la storia del fiori intento, la Mi velvedita prima che genera tante storie da contar su Fara. Di a San Lorenzo, de a veder le mura, che adesso si chiama il castello di Credazzo, non si ha ben capì se l'è stato costruito nel periodo dei feudi, probabilmente dai Collalto, i conti di Treviso, o forse dai da Camino, ma altri dis che l'era là anche da prima. Con 3 torri principali, unite da fortificazioni di cinta e da gallerie sotterranee, sorge in un punto strategico. Dalle torri di vedetta e di segnalazione potevano trasmettere notizie, pensate, da un punto all'altro delle Prealpi. E mi ho sentito dire che esisteva un collegamento sotterraneo fra il castello di Credazzo e quello dei Collalto. Chissà, nessuno saprà neanche mai, ma una roba la so. Credazzo è una parola che viene da creda. Si dice come in italiano? In italiano è l'argilla. Per la precisione è quella creata nel periodo fra la terza e la quarta glaciazione, di cui tutte queste colline sono formate. Il conglomerato, suolo formato da ghiaia cementata, assieme ad altri elementi che poi si stratificano, dove le radici faticosamente si insinuano a cercare acqua e nutrimento. Pensate che Andrea Zanzotto ha intitolato uno dei suoi libri Conglomerati, per indicare la stratificazione di parole e significati che stanno alla base delle sue poesie. Ma e ora? Anche a noi stasera ven fatto un conglomerato di storie, di fiabe e di leggende. Sì. Ma non venga ancora dita niente su San Lorenzo, eh? No. Prima ven visto la cesetta su vicino al castello
Ma mi che son tan romantica, San Lorenzo mi fa pensare alle stelle che casca. Ah sì, le stelle cadenti. Nella tradizione popolare, le stelle del 10 agosto sono anche chiamate fuochi di San Lorenzo, perché ricordano le scintille provenienti dalla graticola infuocata su cui fu ucciso il martire e poi volate in cielo. Anche se in realtà San Lorenzo non morì bruciato, ma decapitato. Però nell'immaginario popolare l'idea dei lapilli volati in cielo ha preso nei secoli molto piede, tanto che ancora oggi qui in Veneto un proverbio recita: San Lorenzo dei martiri innocenti casca dal ciel carboni ardenti. Dove è Francesco? Che non lo vedo. Le qua, ma non solo le. Perché mi non vedi neanche se viene fuori. San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle, per l'aria tranquilla. Che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido. Lo uccisero, disse Perdono! e restò negli aperti occhi un grido. Portava 2 bambole in domo. Ora là, nella casa romita, lo aspettano invano. Egli, immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo dall'alto dei mondi, sereni, infinito, immortale. Oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Lo facciamo un applauso, direi proprio che a questi 2 bravi lettori l'applauso lo dobbiamo, grazie, mentre siamo alle battute finali di questo spettacolo Fuoco Divino e ci stanno per raggiungere i tedofori. Tante altre storie e fiabe gensarie ancora da contar, perché le fa parte della nostra storia che non se può desmentegar. Ma noi altri adesso dove scampar? Perché tutti i panevin che ne da impinzar. E il fuoco divino, e il guida i corridori, e il ghedai la facoltà di portare la luce della speranza con gioia e umiltà. E anche a voi, guardele ben le fuische dei vostri panevin. Chissà che come una volta non le segna proprio è il nostro destino. È il nostro destino. E ritrovare
Ecco i nostri tedofori, la nostra pattuglia ardita. Rappresentano il mondo delle associazioni di Farra di Soligo, dell'intera comunità. Qua abbiamo Soligo col San Martino, Farra, i vari colmelli, tutti scesi da San Lorenzo, quasi a ricordarci come queste chiesette, San Martino, San Lorenzo, San Vigilio, Chiesola, San Gallo, facciano parte della nostra intima personalità, facciano parte di quel mondo selvano, pastorale, di quel mondo che ci appartiene intensamente. Grazie, un applauso grandissimo a questi ragazzi. Grazie a loro, grazie al coro San Lorenzo, grazie a Monica, ad Alessandra. Ringraziamo anche i nostri lettori della poesia, Alessio e Maria Vittoria. E Vittoria, grazie. Assolutamente, grazie, scaldatevi le mani. Fate un applauso a questi ragazzi. Grazie e anche ad Alessandra. Prendiamoci un minuto, vorrei che il rappresentante del coro, il suo maestro, insieme con Monica, Alessandra, con Alessio e Maria Vittoria, scendessero dalla loro postazione e venissero qua. Sappiate che è con noi Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo. Grazie Eccellenza, siamo onorati di averla con noi. Grazie. Venite avanti, venite avanti. Feve gover un attimo. Questi sono i nostri campioni, signori sindaci, signor Vescovo, queste sono le personalità che hanno animato questo piccolo prologo per chiamare il pane vin. E allora vorremmo che ci fosse anche un pensiero gentile per Monica, per Alessandra, per Alessio e Maria Vittoria. Per il coro ci penseremo. Dovrebbe arrivare la staffetta della Proloco, eccole qua. Ecco la nostra vicepresidente che consegna a Maria Vittoria e ad Alessio un pensiero fiorito come si deve per Monica e per Alessandra. Per il coro un scravas de ombre. Grazie per averci regalato questo bel prologo e questo bel momento. Grazie davvero. Signore e signori, associazioni, gentili ospiti, autorità, alla presenza dei sindaci del quartier del Piave e della Vallata, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, Parlamento, Regione, Provincia, alla presenza dei rappresentanti del nostro mondo associativo, gli artiglieri che si sono nascosti giù in fondo, alzino i loro vessilli, l'associazione AIDO, l'Avis, che oggi è presente qua a Farra di Soligo anche col suo presidente regionale, la signora Wanda Pradal, l'Associazione Nazionale Alpini con il presidente della sezione di Valdobbiadene, ma le fiamme dei tantissimi gruppi del nostro territorio, Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, insieme alzando il vostro gagliardetto, la vostra fiamma per dire presenti, e l'Associazione Arma Aeronautica, l'Associazione degli Alpini Paracadutisti e ancora una particolarità, i rappresentanti di un borgo particolarmente, come si può dire, dedicato, presente a Farra di Soligo, è il Borgo Grotta. Borgo Grotta si trova a una decina di minuti più a nord rispetto alla chiesa di Santo Stefano e custodisce l'immagine della Madonna di Lourdes. È un borgo dedicato dove durante la primavera si recita come di tradizione il rosario,
dove si incontrano le famiglie, dove le persone anziane amano ciappare al fresco quando è che fora le massa calde. Ecco, fatto l'inquadramento topografico, signore e signori, io invito umilmente Sua Eccellenza il nostro Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto ad avvicinarsi e lo invito, se esce abbiamo un ombrello capace, c'è qualcuno che vuole, eccolo là, un bellissimo, c'è Don Francesco, ecco, con Sua Eccellenza il Vescovo, anche Don Francesco che è il parroco della comunità di Farra di Soligo. Dal 15 luglio è insieme con noi, ci ricorda l'ufficio pastorale che presta per Soligo, per Col San Martino, i tanti impegni, e attraverso di lui intendiamo salutare anche Don Brunone de Toffol che è sempre nei nostri cuori. Sua Eccellenza, siamo giunti a questa cerimonia che lei con grande disponibilità promuove e patrocina ogni anno. Le siamo davvero molto grati. Grazie di cuore, accettato volentieri, ormai questa è diventata una simpatica e bella tradizione, mi dicevano che è cominciata nel 1992, mi pare, no? Quindi ormai ha quasi più di 30 anni. Allora, come tradizione benediciamo il fuoco è un simbolo universale che parla di luce, che parla di calore, che parla di purificazione, e questa sera invochiamo il Signore su questo cammino che il fuoco, partendo da qui, farà in tante parrocchie, in tanti paesi, in tanti luoghi, quasi per essere una scia di luce, una scia di calore, una scia di comunione fra tante persone, fra tanti paesi. Invochiamo l'aiuto del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Invochiamo e benediciamo il Signore per tutti i doni della sua creazione, compreso il dono del fuoco. Opere del Signore, benedite il Signore. Ripetiamo insieme, benedite il Signore. Angeli del Signore, benedite il Signore. Sole e luna, benedite il Signore. Astri del cielo, benedite il Signore. Fuoco e calore, benedite il Signore. Notti e giorni, benedite il Signore. Luce e tenebre, benedite il Signore. Folgori e nubi, benedite il Signore. Figli dell'uomo, benedite il Signore. Santi del cielo. Uniamo le nostre voci con la preghiera del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sii benedetto, Signore nostro Dio, tu hai dato agli uomini il tuo Figlio, splendore dell'eterna gloria, e la fiamma viva del tuo Spirito Santo. Benedici questo fuoco. Nella festa dell'Epifania del Signore, fa che diventiamo portatori di luce e costruttori di un mondo rinnovato nel tuo amore per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore misericordioso, per intercessione di Maria nostra Madre, vi illumini e vi comunichi il fuoco del suo Spirito, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E auguri ai tedofori che partiranno, grazie del vostro servizio che fate.
buon cammino, buon percorso a tutti. Grazie a tutti voi che siete presenti. Grazie Eccellenza, grazie per questa sua benedizione e per queste sue parole. Ci confortano e visto che nella pastorale di questi giorni c'è tanta attenzione anche per il paesaggio, questa sera cerchiamo di fare una promessa tutti insieme per trattare meglio questi bellissimi posti dove viviamo, per amarli e rispettarli ancora di più di quello che già cerchiamo di fare. Grazie. Grazie, coro San Lorenzo, diretto dal maestro Alfio Biscaro. Grazie, grazie. Grazie, e mentre si abbassa il suono, si abbassa la voce del nostro coro, questa preziosa realtà nella comunità di Farra, si alza forte il rullo dei tamburi del gruppo tamburi di Dama Castellana. Li sentirete, non possono essere schierati perché i tamburi hanno delle caratteristiche particolari, ma tra qualche attimo sentirete loro iniziare a scandire i tempi di questa nostra cerimonia. Dopo la parte che più ci prende, che più accogliamo la benedizione del fuoco e la trasformazione del fuoco in qualcosa di davvero purificatore, iniziamo con la narrazione di questa ennesima edizione de Chamar Panevin. Dama Castellana.
Gruppo Tamburi Dama Castellana, grazie, ci sono anche loro. Apriamo le danze. Roberto Tormena, presidente della Proloco di Farra di Soligo. Tante iniziative, tanto lavoro, un anno anche questa volta vissuto sul filo del rasoio, ma mi sembra un anno proficuo, una bellissima primavera del Prosecco, tanti incontri con le nostre colline, con le bellezze del nostro patrimonio storico e artistico. Grazie Nicola, grazie. Allora qui c'è da dire una cosa, dire grazie a tutti i presenti e benvenuti. Vorrei ringraziare il parroco che ci ha donato il sacrato e la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo. Questa sera tutti qui che siete presenti devo ringraziare le associazioni che sono presenti in questa piazza, che sono veramente il cuore pulsante di questa Proloco, che mi hanno dato sostegno e mi hanno dato parole di conforto per continuare con questa manifestazione che abbiamo fatto questa sera. Quindi grazie. Bravo Roberto. Un grazie doveroso devo ai miei colleghi presidenti presenti in questa piazza che sono venuti fin qui nonostante il tempo non è tra i migliori. E voglio augurare a loro e alle loro fiaccole che andranno ad accendere i pan e vin un buon futuro di buon 2024 di eventi. Poi vorrei chiedere un bel applauso a tutti i volontari di questa piazza. Grazie ancora di tutto quanto e all'amministrazione comunale grazie per aver contribuito. Perché la vostra presenza è importante sia per chi organizza, ma è importante per quella che è una tradizione che da tanti anni viene portata avanti con grande passione e grande entusiasmo. Saluto e ringrazio anche i numerosi colleghi sindaci qui presenti questa sera che rappresentano le amministrazioni comunali e la vicinanza delle amministrazioni comunali a tutte le associazioni che mai come in questo periodo sono sempre presenti e si danno da fare per le nostre comunità. Saluto e ringrazio anche i consiglieri regionali Razzolini e Villanova, Sua Eccellenza il Vescovo, il nostro parroco Don Francesco che ha messo a disposizione il sagrato della Chiesa. Grazie veramente a tutti. Un grande grazie lo devo fare alle associazioni di Farra di Soligo, alla Proloco in primis, all'Avis, agli amici di San Lorenzo, al Coro San Lorenzo, a Rive Vive, a tutte quelle associazioni che hanno contribuito alla riuscita di questa serata. Grazie veramente di cuore, grazie Roberto, dov'è il presidente della Proloco di Farra di Soligo, per il tuo impegno nonostante le mille difficoltà. Saluto e ringrazio anche gli alpini sempre presenti e sempre attivi. Permettetemi solo di dire questo. Questa è una tradizione che da moltissimi anni viene portata avanti e ogni anno immancabilmente c'è qualcuno, ogni anno immancabilmente c'è qualcuno che deve fare polemica sui panevin. A queste persone consentitemi di dire: avete rotto le scatole, basta con le solite inutili polemiche. Andiamo avanti con questa tradizione e portiamo avanti quella che è la nostra cultura popolare, di quelli che sono i nostri panevin, le nostre tradizioni e il fuoco che illumina il percorso di tutto l'anno. Quindi non demordete, cari amici delle Proloco, andiamo avanti perché il fatto della presenza dei sindaci, delle amministrazioni di questa sera sta a significare che noi ci siamo, noi vi sosteniamo, perché queste manifestazioni fanno grandi un paese. Grazie ancora a tutti, grazie ai tedofori per il loro impegno e perché questa sera correranno ad illuminare le strade del quartiere del Piave e della Vallata. Evviva i panevin, evviva la Proloco, evviva Farra di Soligo. Grazie a tutti e buona serata. Grazie signor Sindaco.
invito il sindaco insieme con il presidente della Proloco a non lasciare questa area VIP, mentre vorrei invitare a fare un passo avanti Mario Bailo, sindaco di Vidor, insieme con il presidente della Proloco di Vidor. Dov'è? Renato? Ecco Renato Tessaro con il gonfalone, lo stemma araldico del comune. Vi invito a prendere posizione il sindaco Bailo insieme con Renato da un lato, il sindaco Perenzin insieme con Roberto dall'altro, e ad illuminare questa serata con la piccola cerimonia del passaggio della scopa. La scopa che ha caratterizzato il duro anno di lavoro per preparare questa edizione di Panevin passa da Roberto Tormena a Renato Tessaro, presidente della Proloco di Vidor. Con l'augurio di buon lavoro. Un piccolo apprezzamento. Sì, grazie, buonasera a tutti. È con orgoglio e con felicità che accettiamo questo passaggio della scopa e quindi vi aspettiamo il prossimo anno a Vidor. Faremo il meglio del possibile, speriamo che il tempo sia migliore di questa sera. Grazie a tutti. Grazie Mario. Mario Bailo, sindaco di Vidor, mentre si cominciano a preparare le staffette e suonano i tamburi di Dama Castellana. Si preparano per portare il fuoco a Tarzo in via Trevisani nel Mondo, luogo storico dove da sempre si accende la pira propiziatoria. I ragazzi della Proloco di Tarzo sono capitanati da Francesco Pradal, vengono a prendere il fuoco Francesco, Chiara e Simone e ci ricordano come dal 20 gennaio al 2 febbraio a Tarzo si festeggia la Candelora, primavera del Prosecco con Tarzeggiando. La festa dell'immigrante è diventata una bella consuetudine, i cortili dell'arte, New Entry, nuova ideazione della Proloco di Luciano e poi la festa della castagna a Colmaor. E dopo Tarzo arrivano i ragazzi di Tovena, la strada dei 100 giorni, con Monica Bortolini e con Matteo. Monica e Matteo, ci sono? Arrivano? Si accende? E chi non ha ancora il sapore delle magnifiche tripe di Tovena, la secolare fiera dei santi Simon e Giuda, con la manifestazione Casere aperte, con la possibilità di visitare la chiesa di Tovena e il tesoro in essa custodito, tesoro d'arte naturalmente, ben evidenziato e ben raccontato dagli esperti d'arte che sono stati formati nel corso di questi anni dalla forania e dalla abile capacità di intravedere la possibilità di divulgare il nostro patrimonio attraverso tanti volontari. Parte Refrontolo. Con noi abbiamo zio Zaccaron Luigi è da qualche parte, l'abbiamo visto, abile testimone delle tante attività della Proloco di Refrontolo. Arrivano Adriano, Matteo, Dennis e Edi. Eccoli qua. Insieme con loro il sindaco di Refrontolo. Impossibile non fare da testimonial
a questa accensione, a questo momento. Si accendono? Si accendono, si accendono. E hanno un bel pezzettino di strada. Salire non sarà tanto semplice, ma immaginate la suggestione e la curiosità nei tanti che in questi giorni stanno apprezzando la ospitalità del quartier del Piave e della Vallata. Questi foresti che questa sera magari alla ricerca di un luogo dove andare a cenare o in quel sentito dire che è la sera dei pane e vin, si troveranno lungo la strada i marciatori, i tedofori che accompagnano questo fuoco benedetto al luogo di accensione. Un applauso per loro. Mentre lanciamo i ragazzi che arriveranno a Case Marian, a Cison di Valmarino, con la Proloco di Cison, partenza a pochi minuti, una bei 12 km da fare. Sono Stefano Frozza, Andrea Dal Vecchio e Mirko Favalessa, storici rappresentanti della Proloco, con loro la dottoressa Munno, vice sindaco, che questa sera rappresenta l'amministrazione di Cison. Cison per noi nota con le stelle di Natale, nota durante l'estate con artigianato vivo, luogo di frequentazione in tante occasioni, in tante passeggiate. Ma questi sono i ragazzi del Trail del Gevero, questi sono i ragazzi del Bivacco dell'Off, sono i ragazzi del nostro Bosco delle Penemozze. Complimenti, buona strada, buon chance, ciao ragazzi e buon falò! E dopo Cison chi ci può essere? Provate a indovinare. L'unico borgo con i presepi sparsi in ogni contrada, Mura! Arriva a Mura con Walter, Elisa, Arianna, Anna Rosa, Giorgio, Gaetano, Barbara e Giampaolo. Ecco qua il pattuglione da Mura. Noi li abbiamo ammirati in questi giorni, i vostri presepi, abbiamo apprezzato quei pastori e quelle pecorelle che sui prati e sui declivi che circondano la comunità hanno fatto bella mostra di sé. Complimenti, abbiamo visto tanta gente desiderosa di visitare quella realtà. Ehi parte, ehi parte! Niente da fare questa sera, le come fuische e vado dove che vol. E dopo Tovena, Mura, Cison non può che arrivare Rolle. Sì, arriva uno dei borghi più belli d'Italia. Ecco Rolle a prendere il fuoco con Tommaso, Raul, Cristiano, Daniele e Giacomo. Sono l'associazione Amici di Rolle. Se Rolle avesse bisogno di avere amici, credo che abbia amici sparsi in tutta Italia, per non dire in tutto il mondo. Rolle, paese iconico, adagiato sul cuore delle colline patrimonio UNESCO, meraviglia ferma nel tempo, sospesa come il suo paesaggio e come il buon cuore della sua gente. Bravi a Rolle, buon voyage, buon viaggio! Non abbiamo ascoltato le parole di saluto del protagonista di questa iniziativa. 30 anni fa il consorzio delle Proloco del quartier del Piave e della Vallata immaginava che per recuperare un po' la tradizione bisognava impostare il lavoro in modo diverso.
un modo efficace che da più di 30 anni continuiamo a vivere, dal 1992. Protagonista di quella idea insieme con altri è stato Roberto Franceschet. Vorrei che Roberto Franceschet mettesse fuori il naso, mi raggiungesse, giusto per un saluto a questa gente che crede nelle Proloco, crede nell'associazionismo e nel nostro volontariato. Ecco Roberto! E insieme con lui, signore e signori, un applauso, abbiamo il presidente regionale delle nostre Proloco, Giovanni Folador. Eccoli qua, guardate che coppia! Roberto. Ma perché mi prima e lui dopo allora? Perché lui è l'autorità, chiude. No, è solamente un saluto a tutti, un saluto alle autorità della sua presenza, un grazie al sindaco per la sua sponsorizzazione dell'attività e un bravo al presidente della Proloco che le 3 anni che aspetta questa manifestazione e le riuscì a portare anche la pioggia assieme alla manifestazione. Saluti a tutti e complimenti. Passo la parola a Giovanni che se questa iniziativa ha 30 anni, mie Giovanni le 32 anni che fa un Proloco. Grazie Roberto, non si può mancare a questa manifestazione perché è una manifestazione unica che Roberto Franceschet ha creato in tanti anni e con grande successo e che mantiene le tradizioni dei nostri avi e noi come Proloco siamo sempre in prima fila su questo. Ringrazio tutte le Proloco che anche stasera sotto la pioggia sono qua numerosi. Anch'io ringrazio le autorità e la presenza che è sempre importante e la collaborazione con le amministrazioni pubbliche e auguro una buona serata e un 2024 positivo per tutti. Grazie Giovanni. Se ci fosse stato il sole avremmo avuto un sacco di cose da chiederti e un sacco di voglia di parlare insieme con te. Nel corso di questi anni le Proloco hanno costruito davvero l'immagine del nostro territorio. Non parlo solo delle Proloco del quartier del Piave e della Vallata, ma le Proloco dell'intera provincia di Treviso e dell'intero Veneto. Ne sono testimonianza i cartelloni Primavera del Prosecco, Germogli di primavera, Malanotte d'estate, Delizie d'autunno, Fiori d'inverno. Un binomio inscindibile tra gente che lavora, tra tradizione, gastronomia, ma comunque cuore pulsante delle nostre comunità. Sappiamo che tu sei in procinto di affrontare quest'anno con nuove attività e nuove iniziative e probabilmente anche con delle decisioni associative diverse, ma questa esperienza credo sia stata molto gratificante. Sì, sicuramente i progetti, sempre riguardanti i prodotti del Veneto, l'olio, stiamo lavorando per un po' l'anagrafe, per cui ho già deciso che comincio a fare un passo indietro e chissà che ci sarà ancora probabilmente un trevigiano che diventerà presidente del Nucleo Veneto e che porterà avanti quello che abbiamo fatto tutti assieme. Farra di Soligo, la celebrazione dell'Epifania per annunciare questa sua decisione. Grazie per tutto quello che hai fatto e io ne approfitto, visto che siete qua voi due e c'è Maria Elena, una dei nostri riferimenti,
per ricordare alcune persone che sono rimaste nel nostro cuore e nel mondo delle nostre Pro Loco. Vorrei ricordare e riportare alla vostra attenzione la memoria di Piero Lorenzon. Ve lo ricordate? Già sindaco di Refrontolo, animatore della comunità montana e grande animatore del Molinetto della Croda e delle nostre attività. Ma poi Michele Pagos, l'avete conosciuto poco probabilmente, ma Michele è stato un motore straordinario di idee, di intelligenza e di capacità operativa per il mondo delle nostre Pro Loco. E poi ancora Dennis Catalan, un ragazzo che aveva fatto della grafica la sua professione e che è uno di quei mali che purtroppo viviamo nella nostra società e arrivano senza segnali, senza bussare, si è portato via. Però il suo ricordo, la sua gentilezza, la sua disponibilità restano ancora presenti e fanno parte del nostro mondo, il mondo delle Pro Loco. Evviva! Suonano i tamburi della dama! Chi ha la possibilità va a prendersi un caldo e a mangiare la pizza, mentre arrivano con noi i ragazzi di Miane. Marco, Davide, Gregory, Mattia ed Elisa. Ci sono con loro Pierantonio e Marco Casagrande. È Anna Iseppon che li coordina. E qua abbiamo una bella forte Pro Loco con una struttura importante, capace di grandi momenti di ospitalità. 19 aprile, 1 maggio, la mostra del Conegliano Valdobbiadene di OCG. 25 aprile con Miane in fiore, a settembre la storica ormai manifestazione dedicata alle malghe e al nostro cargar e scargar montagna. Brava Miane, che con il suo sindaco Danny Buso anche questa sera è presente e pronta per accendere il panevin. E andiamo sulla parte bassa del nostro consorzio, scendiamo giù a Rente del Piave, vicini al Soligo e a Rente del Piave, con la Pro Loco di Colfosco, Parco dell'Amicizia. Arrivano Maurizio, Andrea e Gianpietro. E qua parliamo di alpini tosti, gente solida, fiamma del gruppo, ed eccoli qua, pronti per una bella fotografia. Un bel ricordo di questo momento, sotto la piova ma non li ferma nessuno. Un gran saluto, vi ricordiamo e sappiamo quanto fate e quanto organizzate. Sempre presenti i ragazzi di Colfosco, impegnati come non mai sul fronte della solidarietà. Parlavamo di Miane, abbiamo detto Colfosco, torniamo su, andiamo a Combai. Arrivano i ragazzi della Curva del Cristo, luogo dove ha sede l'ufficio storico della nostra Pro Loco regionale, dove sono nate iniziative come È Verdiso, il recupero del vigneto storico delle nostre colline, dove il marrone di Combai, prodotto IGP, fa da buon testimone e segna la nostra gastronomia. Vengono a prendere fuoco Michele, Filippo, Mattia e Federico con Edoardo. Eccoli qua, accompagnati da Maria Vittoria Moro, la inossidabile presidente della Pro Loco di Combai. Ci ricordano che tra il 3 e il 12 maggio a Combai si parla solo di Verdiso, È Verdiso. E poi a settembre, dal 4 al 27 ottobre, che cosa ci sarà mai a Combai? Insieme con convegni, con prove
enogastronomiche particolari, insieme con sperimentazioni, avremo la festa dei Maroni, la più vecchia festa della castagna in provincia di Treviso ed esageriamo, in tutto il nord Italia. Gli accompagna Dennis Buso mentre mi portano una lunga penna nera con nappina bianca. Se qualcuno si accorge di aver perso la penna, occhio che va in tabella. Penna nera con nappina bianca, battaglione Monte, questo è un battaglione primigenio. Allora, dovete sapere che quest'anno è ancora una volta il nostro mondo ha pensato che poteva essere cosa buona e giusta promuovere il nostro commercio locale, andare a fare la spesa praticamente sua bottega sotto casa. Lo so che non è sempre facile e proprio perché non è sempre facile le nostre comunità, le nostre amministrazioni, i nostri assessori al commercio hanno pensato di valorizzare questa realtà insieme con Ascom, che è la federazione che riunisce moltissime aziende micro e attività familiari. E questa sera noi vorremmo approfittare della vostra presenza e della magia dell'Epifania per annunciare i vincitori del concorso di Premiamo. La fortuna bacia lo shopping locale. Abbiamo detto che dal 18 novembre al 31 dicembre i negozi di vicinato, gli esercizi pubblici, le piccole imprese familiari, le nostre botteghe hanno fatto rete, dando vita ancora una volta a questo concorso. E io sono lieto di invitare Paolo Vanzin, presidente del mandamento di Confcommercio di Valdobbiadene, qua per raccontarci un po' di questa iniziativa, per invitarci a sostenere le nostre realtà locali e per annunciare i primi 4 vincitori dei lusinghieri premi messi in palio dagli uomini del commercio. Grazie Nicola, un saluto a tutti, un saluto da parte del presidente provinciale che oggi non può essere qui perché è impegnato in altri momenti associativi, Federico Capraro di Conegliano. L'iniziativa che stiamo parlando da 3 anni a questa parte ha coinvolto il territorio del quartiere del Piave. È un'iniziativa per promuovere non solo il commercio territoriale, le botteghe di vicinato, ma è un modo anche per ringraziare le tante persone, le tante famiglie che quotidianamente vengono a fare la spesa e si approvvigionano nelle nostre botteghe. Le nostre botteghe che sono il fulcro, che sono il cuore dei nostri centri storici. Il periodo natalizio da sempre, oltre che essere un periodo di fede religiosa, soprattutto per noi commercianti è un periodo felice, perché da lì riusciamo a trarre tutto l'insieme di un anno di fatica. Quindi questo momento, l'Epifania, che come dicevano una volta tutte le feste porta via, chiude questo periodo particolarmente importante del commercio e non solo. Quindi questa iniziativa che i comuni, l'Ascom di Valdobbiadene e Conegliano,
assieme agli assessori al commercio hanno così messo in piedi, ben venga per dare ancora una volta linfa e tanto cuore in tutto il mandamento. Ringrazio ancora l'assessore di Farra insieme al sindaco, tutti i sindaci che sono stati coinvolti in questa manifestazione, in questa iniziativa, e spero di un altro anno rivedervi, magari rivedervi, per darvi ancora i nominativi di quanti hanno voluto partecipare. Grazie ai vincitori, grazie a tutti. E un'altra cosa, ora diremo i 4 vincitori, poi da domani, se non sbaglio, sui social ci saranno tutti i 72 vincitori delle varie categorie, dei vari premi. Ecco, ancora una buona serata a tutti e viva ancora il commercio locale, il commercio quello vivo, quello serio. Grazie Paolo Vanzin, presidente del mandamento Ascom di Valdobbiadene, che insieme con il mandamento di Conegliano hanno dato vita anche quest'anno alla manifestazione Ti premiamo. I biglietti vincitori, signore e signori, la Befana viene di notte, eccola qua, giù dalle sue grotte, viene avanti pian pianino, si nasconde nel camino. Se vi sente brontolare, far dispetti oppur gridare, vi ammonisce con i doni solo cenere e carboni. Ma se vede che studiate, se si accorge che vi amate, lascia ninnoli e balocchi, fiori e bambole coi fiocchi. Ecco la Befana. E quest'anno il biglietto vincitore del valore di 500 euro dal numero 221235 è stato venduto alla farmacia Cesca di Follina e il suo vincitore è residente a Pieve di Soligo. Secondo premio 400 euro al numero 114275 venduto all'antica macelleria di Pieve di Soligo. Il terzo 300 euro al numero 117608 venduto presso lo spaccio di Soligo della Latteria Soligo. Il quarto premio di 200 euro al numero 7650 venduto presso lo spaccio della Latteria di Soligo di Col San Martino. Questi i 4 numeri più importanti di questa importante lotteria, di questo concorso a premi. Acquistiamo nei nostri negozi locali. Grazie ad Ascom, grazie alla nostra Befana che merita un applauso, e mentre voi sognate nel vostro letto, nel silenzio della notte, la Befana torna alle sue grotte. Ciao Befana! Ciao Ascom, grazie ai nostri commercianti, grazie a quanti hanno acquistato nei nostri negozi di prossimità. Mentre si prepara a partire, capitanata dai 4 GAT, chi? Il gruppo marciatori di Premaor. 4 gadde Premaor, un piade Bonasiera a San Martin, eccoli qua, con Giuseppe, Pietro, Andrea, Nde, Marco, Martino, Matilde e Simone. Bella squadra di giovani, pettorina gialla di segnalazione firmata 4 GAT da Premaor. Li apprezziamo per le tante iniziative di valorizzazione del borgo di Premaor. Campè e Premaor, nella parte discendente delle Tenade, nella zona bassa del comune di Miane, si contendono la palma di borgo ricco,
piacevole, di vita serena e distesa. E loro produttori di buon prosecco e buon verdiso vanno fieri delle loro specialità. Una su tutte, il famosissimo Piat de San Martin. Si gusta presso lo stand della Proloco nei giorni di San Martino in una ormai accogliente e rinomata festa paesana. Non sono distantissimi, ma strepitano per partire, e sono i nostri amici di Colbertaldo, di Vidor Madonna delle Grazie. E Allora, eccoci nuovamente qui dalla nostra postazione FIS sul sagrato della chiesa di Farra di Soligo. Siamo in chiusura sulle parole di Nicola Stefani, che sta salutando e che sta naturalmente invitando ancora gli ultimi tedofori a partire per andare a portare il fuoco nei vari falò della Marca Trevigiana. Noi vi ringraziamo anche perché le condizioni meteorologiche stanno peggiorando e abbiamo i nostri cameraman sotto una pioggia che è piuttosto fastidiosa per loro e per le nostre attrezzature. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto che ci avete prestato dalle 16:30 di oggi pomeriggio. Vi auguriamo una buona serata e una buona Befana a tutti. Linea allo studio definitivamente.